Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Momento Sport del lunedì che apriamo con il calcio. La Lega Pro torna alla vittoria sul campo di casa, la Virtus Entella che batte il Pontedera per 3-0 a segno per i padroni di casa, Mancoso al 36esimo su calcio di rigore, Iocolano al 79esimo ed Erano al 90esimo. Pontedera che termina la partita in 10, Virtus Entella invece che mantiene la vetta della classifica, quota 56 punti. Le interviste a fine gara. L'Entella torna al successo dopo la sconfitta in casa del Cuneo e batte 3-0 il Pontedera e torna a volare e conquista 3 punti importantissimi verso la corsa alla Serie B. Nel sabato di campionato i biancocelesti hanno approcciato ottimamente la partita, mettendo le cose in chiaro fin da subito e sbloccando la contesa al 35esimo grazie a un calcio di rigore conquistato e realizzato dal numero 32 Matteo Mancosu, che in rapporto a minuti giocati e gol effettuati sta veramente mantenendo una media invidiabile, arrivato a quota 5 reti l'ex attaccante del Montreal Impact. Nella seconda frazione il Pontedera ha provato a mettere in difficoltà la retroguardia dell'Entella, ma i biancocelesti nel finale si sono scatenati, trovando prima il raddoppio con Simone Iocolano, entrato al posto di Currarino, e poi nel finale mettendo il punto esclamativo con il gol di Mirko Eramo al comunale. Entella batte Pontedera 3-0. Mirko, una bella vittoria, una partita incanalata fin da subito sui giusti binari, impreziosita poi dalla tua ciliegina e dalla dedica speciale. Sì, sapevamo che era una partita difficile, oggi non si poteva sbagliare come è stato martedì a Cuneo, siamo partiti bene col piede giusto. Non è stata facile perché l'abbiamo chiusa solo alla fine, però siamo stati bravi a non concedere quasi nulla al Pontedera e abbiamo portato a casa un risultato prezioso. Squadra concentrata e determinata, avete avuto pazienza. Ti chiedo, può aver fatto bene per certi aspetti la sconfitta di Cuneo? La sconfitta fa sempre male, però se la vogliamo vedere dal lato positivo ci ha fatto mettere un po' i piedi per terra e farci capire che questo campionato, per vincerlo, c'è bisogno di sudare e battagliare ogni partita, quindi noi siamo ripartiti col piede giusto e oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Mister, non era facile, era una partita sicuramente importante anche per quello che era accaduto in settimana. La squadra è stata paziente, ha approcciato bene alla gara e ha saputo sfruttare le occasioni quando sono state create. Sì, era una partita importante, il risultato era determinante soprattutto, ma anche il modo di raggiungerlo. Abbiamo approcciato bene la partita, non senza difficoltà, perché comunque loro sono una squadra buona, forte, organizzata, giovane, che corre, quindi noi inizialmente abbiamo avuto il torto di convogliare tutto dentro il campo, volevamo giocare soprattutto dentro il campo, invece dovevamo allargarli, dovevamo assolutamente aprirli continuamente perché comunque diventava difficile. Quando l'abbiamo fatto li abbiamo messi in difficoltà, anche prima del rigore abbiamo avuto 2 buone occasioni. Dopo il rigore, soprattutto nel secondo tempo, la partita ha preso una piega ben precisa, abbiamo concesso pochissimo tranne un'occasione dove abbiamo fatto un errore madornale e poi abbiamo creato tantissimo, abbiamo creato tanto, abbiamo fatto il secondo gol, poi aiutati anche un po' dall'espulsione, il terzo. È stata una partita nel secondo tempo veramente fatta bene, naturalmente il risultato di martedì poteva centrare, ma in verità vi dico che non ha sortito nessun effetto, nel senso che comunque ci ha fatto capire sicuramente qualora non si sapesse che il campionato è duro, difficile, è lungo, ma questo lo sapevamo già, non abbiamo avuto scorie oggi assolutamente. Spesso in questo campionato, mister, si vive la partita nella partita in virtù delle 5 sostituzioni che può effettuare. Le chiedo a questo proposito quanto è contento del fatto che il gol del 2 e del 3-0 sono arrivati da 2 ragazzi che erano in panchina inizio partita. Sono contento intanto perché abbiamo chiuso la partita, questo è importante. Poi le 5 sostituzioni ti danno una grande mano, soprattutto quando hai una rosa competitiva, super competitiva in tutti gli elementi. Io dico sempre, i giocatori non sono tutti uguali, questa è la verità, però ognuno nel proprio ruolo sa e può dare tanto e noi abbiamo la fortuna di avere dei buoni giocatori, degli ottimi giocatori in tutti i ruoli e le 5 sostituzioni naturalmente per noi sono un valore aggiunto. Oggi è stato bello che il secondo gol soprattutto l'hanno confezionato Sasaka, Turano e Iocolano che erano entrati da poco, che poi il terzo l'abbia fatto Mirko che era entrato, questo significa che la squadra è sul pezzo, a 1000,
assolutamente dentro la partita continuamente, quindi questo mi fa ben sperare. Quanto sarà importante la prossima settimana, che sarà l'unica tipo, visto che non giocherete alcun recupero, per preparare poi il Tour de Force che vi attenderà nel mese di marzo? È importante, abbiamo dato 2 giorni liberi adesso, abbiamo 2 giorni liberi, quindi si rientra martedì e poi abbiamo la settimana tra virgolette quasi tipo, per poi appunto buttarci dentro queste 4-5 partite, perché con Novara ancora dobbiamo capire quando si giocherà, che saranno fondamentali naturalmente, è così, perché poi mancherà veramente poco alla fine del campionato e poi dopo queste 5 partite abbiamo 2, mi pare 3 settimane abbastanza normali, quindi in queste 5 partite dobbiamo fare veramente tanto. Una partita sicuramente importante, c'era bisogno di voltare pagina dopo la sconfitta contro il Cuneo, lo avete fatto davanti ai vostri tifosi in maniera direi impeccabile. Sì, c'era necessità di far punti, di vincere la partita. Sapevamo che era una partita importante per noi sotto il punto di vista della classifica. Abbiamo riscattato il passo falso di Cuneo che in un'annata possono anche starci. Adesso siamo consapevoli che ci sono 11 finali, quindi ragioniamo partita dopo partita. Oggi l'abbiamo fatto e con queste prestazioni sicuramente potremmo toglierci soddisfazioni. Ecco, non vi siete mai fatti prendere dall'ansia oggi, avete ragionato con calma cercando di trovare il momento giusto per pungere, questa è la virtù per vincere queste partite in cui gli avversari verosimilmente vengono qui per cercare di difendersi ancora prima che di attaccare. Sì, ovviamente dobbiamo essere sempre lucidi durante l'arco della partita, perché sappiamo ormai dall'inizio del campionato ci sono queste partite in casa, questo atteggiamento da parte delle altre squadre, quindi la nostra deve essere una partita sempre fatta di pazienza, lucidità, trame di gioco e aggressività. L'atteggiamento penso che comunque sia la cosa più importante, perché quando sei sempre dentro la partita e dai sempre più del 100%, riesci a vincere i contrasti, riesci sempre a tenerli nella loro metà campo e questo è fondamentale. Lentella senza Paolucci ha fatto fatica, è l'unica partita in cui ne hai potuto giocare, ti senti un po' un punto di riferimento per il tipo di giocatore che sei, per l'aiuto che dai a questa squadra? Ma io mi sento un giocatore che deve dare il suo contributo come fanno tutti, quindi non penso che la sconfitta possa essere dettata dalla mancanza di uno o un altro giocatore. Siamo una rosa di grande qualità per la categoria, quindi chiunque va in campo è sopra la media e non dobbiamo stare a pensare a assenze o non assenze. Il passo falso lo facciamo tutti, chi gioca e chi non gioca, poi però con le prestazioni come quella di oggi lo riscattiamo e siamo stati bravi. Turno di sosta per il campionato di Serie D che tornerà a giocare domenica 17 marzo con queste partite per quanto riguarda le squadre del Tigullio. La Lavagnese ospiterà il Borgosesia, mentre il Sesti Levante sarà in trasferta sul campo del Borgaro Nobis. Diamo uno sguardo al campionato di promozione, dove la partita di cartello si disputava nelle zone alte della classifica. Sul campo di casa il Real Fieschi ospitava la diretta antagonista Athletic Club Liberi. La partita è terminata 1-0 per i padroni di casa, che si sono così aggiudicati il match grazie ad un gol di Pane al 7° minuto del secondo tempo. Real Fieschi, che ora è capolista, a quota 51. La intervista a fine gara. Mister, una bella vittoria. Beh, sicuramente, perché comunque ci regala il primo posto in classifica, una vittoria venuta con una partita difficile perché loro sono un'ottima squadra, una partita dove ci ha visto il primo tempo fare un'ottima prestazione anche a livello di gioco, forse nel secondo tempo loro sono cresciuti e noi ci siamo un pochettino abbassati come metri in mezzo al campo e ovviamente abbiamo dovuto difenderci, l'abbiamo fatto con la nostra forza, con determinazione e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria importantissima. Avete contenuto anche la loro reazione al vostro gol? Sì, forse proprio in concomitanza del loro gol poi noi ci siamo un po' abbassati, non so dire quanto noi ci siamo abbassati e quanto loro hanno avuto la reazione e la forza di aumentare il ritmo e di alzarsi come metri. Forse ci è arrivata anche forse un po' di paura dentro, nel senso di cercare di contenerci e di cercare di non prendere gol. Ci siamo riusciti e ne siamo molto soddisfatti. Un campionato che è molto battagliato alle prime posti della classifica.
Sì, è molto avvincente, secondo me anche molto divertente, perché comunque ci stiamo continuamente risorpassando tra varie squadre. Qualche domenica fa era primo Riva Samba, poi siamo andati primi noi, poi di nuovo adesso l'Albaro, poi di nuovo noi, quindi dimostrazione che è un campionato molto equilibrato là davanti e dove le tante partite a disposizione possono dire ancora tanto su chi alla fine poi riuscirà a spuntarla. Come ha visto la partita dalla panchina? È stata una partita bella tra la prima e la seconda, ben giocata, con agonismo, con tecnica, con tattica. Sono riusciti loro a far gol nell'occasione, diciamo, meno importante di quelle che hanno avuto, e il nostro rammarico è che ne abbiamo avuto diverse anche noi per poter arrivare al pareggio facendo un ottimo secondo tempo. Insomma, si sa, in queste partite equilibrate poi decide l'episodio. All'andata aveva deciso a favore nostro, oggi a favore loro. Complimenti ai miei e complimenti a loro per la partita che è venuta fuori. Gli è mancato solo il gol. Ma sì, noi poi tra l'altro purtroppo quest'anno ogni volta che giochiamo contro quelle di alta classifica ce ne mancano sempre 3 o 4 di quelli anche importanti, però sono contento perché i nostri ragazzotti, i 2001 che hanno giocato, ne hanno giocati 2, hanno fatto veramente bene, quindi hanno dimostrato di poterci stare. Alberto, tu sei sempre in panchina, non ti stufi mai? Mi aiuta a restare giovane, anche se gli anni iniziano a essere tanti, però ho trovato un ambiente eccezionale con la possibilità di far crescere tanti giovani e quindi riesco ad ancora avere lo spirito per portare avanti questo. Tra l'altro è un campionato vincente, soprattutto tra le prime. Ma noi alla fine io sono 6 anni che sono qua, tolto il primo anno che ci siamo salvati, poi abbiamo sempre fatto i playoff, abbiamo fatto quarti, terzi, secondi l'anno scorso, quest'anno siamo di nuovo lì, è la bontà del lavoro, speriamo veramente di poterci levare una soddisfazione che secondo me soprattutto la società merita. Puntate dunque alla promozione. Siamo lì, voglio dire, ce la stiamo giocando con i Real Fieschi, che sono una squadra che gioca benissimo a calcio, un po' diciamo a nostro livello, e poi con la corazzata Riva Samba che è meglio sempre tenersela un po' distante. Nello stesso girone segnaliamo anche il terzo posto in classifica del Riva Samba, che ha pareggiato in casa del Little Club Mora, e la vittoria esterna del Casarza Ligure sul campo del per 1-0. Ora spazio alla pallanuoto e iniziamo con la Coppa Italia che viene conquistata dalla Prorecco, il 14° trofeo per la squadra biancoceleste, superando il Brescia nella finale per 10-3. La prima volta di Rudic in un club, la prima volta da capitano di Ivovic e anche il primo titolo nazionale per Biak, Vellotto, Rezzuto, Jodice e Bukic. La Prorecco impegna meno di 100 secondi per passare in vantaggio, il primo tempo si chiude sul 3-1, questi gli altri parziali 2-0, 3-2 e 2-0. In A1 femminile le giallo-blu del Rapallo Pallanuoto battono al Poggiolino la Florenza per 13-3, ottima la prestazione della squadra, a segno per 4 volte Emmolo. Le rapallesi in questo momento sono seconde in classifica alle spalle del SIS Roma, in attesa di conoscere il risultato della partita che si disputerà mercoledì e che vedrà scendere in vasca l'Equipe Orizzonte in casa della squadra di Velletri FND H2O. Sentiamo però le interviste alle ragazze proprio terminata la gara di sabato. È stata una partita che abbiamo chiuso dall'inizio, era importante per noi finire perché ora avremo uno stacco lungo con la nazionale, quindi è un risultato importante per il morale della squadra. E la prossima partita sarà ad aprile, un mese praticamente per lavorare. E diciamo che come campionato ora si punta alla Final Six, di classificarci il meglio possibile per poi arrivare ai quarti di finale, le semifinali, più carichi possibile, perché poi sarà in 4 tempi che si decide un campionato. Nessuna partita mai è così risultato scontato. Sicuramente magari i favori del pronostico erano per noi, visto la classifica, però è stata una partita che abbiamo interpretato bene sin dall'inizio, ben
ben giocata sia tatticamente che mentalmente che fisicamente, abbiamo portato a casa il risultato abbastanza agevolmente. La testa la dobbiamo mettere agli ultimi incontri del girone di ritorno per arrivare nella Final Six definitiva nella migliore classifica possibile, per avere gli accoppiamenti migliori, per poi giocarci tutto nella finale scudetto a 6. Giovedì partiamo per il collegiale con la nazionale. Sarà un collegiale comunque nuovo perché proveremo le regole nuove in vista della finale di Eurocup a Torino, dove l'Italia è già in semifinale e aspetteremo le dirette concorrenti. Sarà sicuramente una bella prova per confrontarci con le più grandi squadre d'Europa, con le nuove regole in vista poi dei mondiali che si terranno a luglio. Sono contenta, quest'anno sono molto contenta di come sta andando, piano piano mi sto ritagliando il mio spazio e speriamo di poter andare avanti. Sono tifosa del Rapallo, non mi vede come sono agitata, quando vincono rinuncio a mangiare il dolce per una settimana. Io sono Bruno Antonucci, il papà del coach e il papà del presidente, e questa partita è il più regalo bello che io potevo ricevere. Diamo uno sguardo anche alla Serie A2 maschile con il Lavagna 90 che ha iniziato il girone di ritorno con una vittoria casalinga 10-8 con il Sori, mentre il Camogli ha vinto in trasferta per 6-4 contro il Crociera Stadium. In Serie B maschile invece da segnalare una doppia sconfitta sia per il Chiavari nella vasca dell'Imperia 5-3 e sconfitta anche per il Rapallo all'Erici 8-7. Diamo ora uno sguardo al calcio giovanile perché la Beretti Entella Caperana ha battuto la Carrarese 3-2, i ragazzi di Mister Castorina sono qualificati per la fase finale che porterà all'assegnazione dello scudetto. Nicolò Pagliettini ha intervistato l'allenatore. Effettivamente è stata una partita bella, con una squadra che ha portato in campo la Carrarese tante buone giocate, tante buone cose e anche delle belle individualità. Abbiamo trovato un ostacolo molto importante davanti e quindi portare a casa questa vittoria è stato un passo importante per i miei ragazzi sotto l'aspetto della crescita. Non è stata una partita pulita da parte nostra, a tratti abbiamo giocato bene, a tratti hanno giocato molto meglio loro. Anche questi saliscendi all'interno di una gara servono per la maturazione dei nostri giocatori. Sono 3 punti importanti, ma soprattutto altri 3 punti che vanno a sommarsi a una classifica già ottimale. State arrivando in condizione per quella che poi sarà la fase più importante della stagione. Sì, effettivamente quello che spiego sempre a loro è che se il destino ci ha riservato di continuare a cullare questo sogno, è giusto che queste partite prima dei playoff ci servino per portare intensità, mentalità e per farci capire che poi alla fine non c'è niente di facile, anche se la striscia positiva inizia a essere importante, però sabato dopo sabato dobbiamo sudarci sul campo il risultato pieno come è accaduto oggi. Ti chiedo anche la soddisfazione del tuo lavoro perché il gruppo è unito e molti di loro cominciano a entrare in pianta stabile nel giro delle convocazioni della prima squadra, a testimonianza anche del tuo lavoro. Ma diciamo che poi noi dall'inizio non dimentichiamo mai che il vero obiettivo è quello, e quando qualche ragazzo riesce ad allenarsi con continuità in prima squadra è il vero grande obiettivo per la crescita di questi ragazzi, quindi questo ci fa piacere per i ragazzi e proviamo a regalare alla nostra società ancora qualche elemento da qui alla fine. E concludiamo ora con una notizia che riguarda le arti marziali. Sabato al Palazzetto dello Sport di Bologna si sono svolte le gare nazionali che hanno visto nella specialità del Taekwondo gli atleti del Centro Studi e Discipline Orientali di Lavagna laurearsi campioni d'Italia, grazie soprattutto all'atleta Alessia Pomes, determinante nella prova del combattimento. Gli atleti in gara erano Simone Mangiante, Alessia Pomes, Giorgia Soricelli, Arianna Romano, Rossi Elena, Rossi Roberto,
Huerta, Greta Parma, Mattie Turetta, Diego Agliotta, Leonardo Casagrande, Alboren Ciapai e Giorgio Croci. Domenichini Giulio, Lenny Sanguinetti e Martina Mugnai. Da segnalare anche i primi posti di categoria nella competizione King of Kung Fu con Simone Mangiante ed Arianna Romano. Il prossimo importante impegno per gli atleti lavagnesi saranno i Giochi del Mediterraneo a Marsiglia a fine maggio. Con questa notizia si conclude Momento Sport, l'appuntamento come sempre nel fine settimana per tutte le anticipazioni. Grazie a tutti e buon proseguimento.